Siamo con Alberto Marchesan per 10 anni alla Cittadella. Che anni sono stati a Cittadella? Sono stati gli anni forse più belli della mia vita, insomma. Ho realizzato lì il sogno che avevo, insomma, che era quello di giocare a calcio, di calcare campi importanti. Niente, sono stati 10 anni sicuramente indimenticabili. Mi hanno dato la possibilità, come dicevo prima, di realizzare il mio sogno, quindi sarò sempre grato a Cittadella per questo. Ma secondo te qual è il segreto del Cittadella? Perché sta facendo bene da molti anni, ha giocato i playoff tra l'altro, insomma, per parecchi anni di continuo. Qual è il segreto? Perché si dice da più parti che è come una grande famiglia. Beh, quello è uno dei segreti, nel senso che dal magazziniere a quello che cura il campo, a tutto quello che gira intorno al gruppo squadra, rimane sempre quello, dal massaggiatore, rimane sempre quello diciamo da 20 anni, 30 anni, sono sempre i soliti. Riescono a creare un grande gruppo, sicuramente un valore aggiunto c'è la Stefano Marchetti, che è il direttore, che è quello che ha fatto sì che questo sogno, insomma, di quasi accarezzare la Serie A fosse stato possibile, perché alla fine l'artefice secondo me è lui, insomma. È logico che l'inizio del sogno l'ha portato avanti il grande presidente Angelo Gabrielli, che quello che ha fatto nascere la scintilla del Cittadella sicuramente è stato Angelo Gabrielli, che è il presidente storico, che adesso è scomparso qualche anno fa, insomma. Però lo stanno portando avanti sia Marchetti alla grande e niente, come dicevi tu, è una grande famiglia, quindi i giocatori... Ma questa grande famiglia c'era già anche quando giocavi te? Beh, sicuramente sì, è stata una nostra forza, infatti se siamo riusciti poi anche a vincere il campionato nel 2008 e di andare in Serie B, sicuramente questo è stato uno dei segreti. Non eravamo sicuramente la squadra più forte del campionato, siamo riusciti a qualificarci per i playoff e dopo vincere la storica finale di a Cremona, quindi sicuramente l'ambiente fa tanto. Però manca sempre quell'ultimo gradino. Beh, allora diciamo che o forse voluto, non lo so. Se parliamo di Serie A, beh, non penso voluto, perché quando c'ero ancora io, la società sarebbe disposta a fare la Serie A, quindi non è una cosa voluta. Tutti i giocatori quando vanno in campo sempre per vincere, non c'è una squadra che puoi dire a un giocatore no, ma la Serie B non ce la facciamo in Serie A. Il presidente, la squadra, tutti vorrebbero andare. Logico che giustamente loro fanno il passo dietro alle loro capacità, quindi non forzano la mano, non vanno a comprare giocatori che magari potrebbero essere, e quindi magari è logico arrivi alla fine con squadre un po' più forti di te, che magari alla fine paghi un po' di inesperienza, un po', però che penso che prima o poi speriamo arrivi anche quel passo definitivo. C'erano andati vicini anche col Verona, tra l'altro. Ero lì poco anche in casa a vedere la partita, sembrava fatta, dispiace, però questo è il calcio purtroppo, non è il primo, insomma, che perde una finale in quel modo. Ma è vero che i calciatori arrivavano in bicicletta agli allenamenti? Anche c'erano tanti giocatori, sì, perché avevano gli appartamenti lì, perché comunque Cittadella è una cittadina vivibile, quindi venivano tanti in bicicletta. Grazie Alberto Marchesan. Grazie a voi.